Questo è un progetto ormai diversi anni, è iniziato addirittura prima del Covid, quindi l'abbiamo poi accompagnato con una serie di iniziative e diciamo che questo è il tassello che completa poi il progetto, dove l'Ateneo di Verona è una realtà con diverse sedi dislocate in città, con la presenza di opere di arte contemporanea. Quindi diventeremo sicuramente un museo diffuso e attraverso l'arte contemporanea metteremo insieme tutta una serie di iniziative rivolte culturali e di ricerca, rivolte ai nostri studenti e studentesse, per cui chi viene a studiare all'Ateneo di Verona può vivere e studiare in mezzo all'arte, ma anche aperte alla cittadinanza, in modo che c'è questa interazione attraverso l'arte tra università e territorio sia sempre più proficuo e l'università non venga considerata, come non deve essere, una cittadella a sé stante. Il progetto è il coinvolgimento dei giovani e degli studenti e dei frequentatori di questi spazi in modo da portare delle cose che magari non hanno mai visto prima. Perché l'arte contemporanea è sempre una novità, è sempre una scoperta, specialmente quando si colleziona giovani artisti, perché con i giovani si scoprono delle novità che diversamente non avrei la possibilità di avere. Siamo molto felici di essere qua oggi all'inaugurazione di questa mostra Biostecné con le opere di Giorgio Fasol, un progetto che sta andando avanti, già iniziato con le opere in Santa Marta, che va avanti con le opere oggi qua presentate e installate, un progetto in cui l'ESU crede fortemente, un modo per avvicinare l'arte contemporanea agli studenti, ai docenti, al personale tecnico amministrativo. L'arte contemporanea è l'arte del nostro tempo, va supportata e questa è una delle iniziative secondo me in grado di supportarla. L'abbiamo concepita proprio come una mostra museale a tutti gli effetti. Abbiamo un'introduzione, addirittura comincia nel padiglione Cavignan 1, che è l'ingresso di questo polo, e poi a seconda proprio degli atri, come Pianerotto, di come siamo qui, anche a seconda della conformazione architettonica, abbiamo calibrato anche il dialogo tra le stesse opere e all'interno proprio di queste macro sezioni, che sono 3, e si procede proprio per livelli. Salendo oppure scendendo si affrontano macro tematiche come quelle dell'ambiente, dell'uso politico anche dell'arte, dell'immagine. Quello che ci interessava era anche affermare l'idea di un'arte che non è semplicemente un episodio estetico, ma che porta con sé invece una ricerca interdisciplinare che può tranquillamente andarsi a declinare con gli argomenti di studio dei dipartimenti all'interno del quale ci siamo andati ad inserire, e quindi abbiamo artisti che sono dei veri e propri ricercatori che per costruire il proprio lavoro portano avanti gruppi di lavoro misti con sociologi, con ambientalisti, con scienziati, e oltre le immagini si nascondono in verità significati estremamente stratificati.